Coroncina alla Madonna dell'Impossibile per ottenere grazie urgentissime e difficili. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Ricordati, o purissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia, ed esaudiscimi. Amen. Madre mia, Maria, speranza mia, confidenza mia, offerta di vita, mio amato Gesù, davanti alle persone della Santissima Trinità, davanti alla nostra Madre del Cielo e a tutta la corte celeste, offro, secondo le intenzioni del tuo cuore eucaristico, secondo quelle dell'Immacolato Cuore di Maria Santissima, tutta la mia vita, tutte le mie sante messe, comunioni, opere buone, sacrifici e sofferenze, unendoli ai meriti della tua Santissima Madre e della tua morte sulla croce, per adorare la gloriosa Santissima Trinità, per offrirle riparazioni per le nostre offese, per l'unità della nostra Santissima Madre Chiesa, per i nostri sacerdoti, per le buone vocazioni sacerdotali e per tutte le anime, sino alla fine del mondo. Ricevi, Gesù mio, la mia offerta di vita e concedimi la grazia di perseverare fedelmente sino alla fine della mia vita. Amen. Preghiamo. Santa Maria Santissima delle cause impossibili, stendi le tue mani misericordiose e liberami da questa causa impossibile della mia vita. Ti prego, Madre Santa, intervieni nella mia vita, liberami, agisci adesso. Io ho fiducia in te e so che tu non rifiuti mai la preghiera di un tuo figlio che grida aiuto. Questa causa mi rende infelice, non mi fa vivere in grazia di Dio, mi impedisce di stare unito al tuo figlio Gesù. Ti prego, Madre Santa, risolvi questa mia causa e fa che io possa sempre servire la Chiesa e tuo figlio Gesù. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili,
prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Santa Maria Santissima delle cause impossibili, adesso mi rivolgo a te per chiederti di liberarmi da questa causa difficile della mia vita. Io non tengo conto delle tue grazie, ma so che tu mi sei sempre vicino, Madre Santa, e mi sostieni nel mio cammino. Adesso ti chiedo aiuto. Vivo questa situazione difficile della mia vita, ma tu, che sei madre amorevole verso i tuoi figli, agisci adesso e liberami da questa causa che tanto mi opprime e mi tiene lontano dalla grazia di Dio. Maria delle cause impossibili, prega per me. 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 Santa Maria Santissima delle cause impossibili, ti chiedo ancora aiuto e pietà affinché tu risolva questa causa della mia vita. Tu mi doni sempre la grazia, ma io non tengo conto dei tuoi benefici. Adesso ti chiedo perdono per tutti i miei peccati e ti prometto di essere fedele alla Madre Chiesa e ai comandi di tuo Figlio Gesù. Questa causa tanto mi opprime. Io non vivo la fede, ma tu che sei madre e vuoi il bene di ogni tuo figlio, sono sicuro che adesso agirai nella mia vita e con amore di madre risolverai questa causa impossibile. Maria delle cause impossibili, prega per me. 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 Santa Maria delle cause impossibili, io tanto ti amo, ma il mio amore e la mia fede sono paralizzati per questa causa impossibile della mia vita. Per questo, Madre Santa, ti chiedo con pietà, risolvi questa mia causa. Ti prego, Madre Santa, tieni lontano da me ogni spirito del male, liberami dal diavolo, fa che io possa essere tuo figlio e possa servire solo te, che sei Madre di grazia. Allontana da noi ogni maleficio, malattia fisica e mentale e fa che sempre possiamo godere dei tuoi benefici. Tu, che sei Madre di tutte le misericordie. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me.
Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Maria delle cause impossibili, prega per me. Santa Maria delle cause impossibili, ti prego adesso e ti chiedo di aiutarmi in questa causa difficile della mia vita. Non riesco a vivere in pace, un forte tormento. La mia vita è segnata da questa causa che non riesco a risolvere. Per questo chiedo il tuo aiuto e con amore di figlio ti chiedo, Madre Santa, di intervenire. Se non merito il tuo intervento perché sono figlio indegno, ti prego, Madre, abbi pietà di me e agisci nella mia vita. Risolvi questa mia causa e fa che io possa lodarti per tutta l'eternità. Maria delle cause impossibili, prega per me. 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 Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ci esaudisca la Beata Vergine Maria, Nostra Signora delle cause impossibili. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.